Ai tempi che gli orici avevano a mano lo potere, già lo paese ci fu una carestia. Nomu si nio di Betlemme di Giuda, perché si aveva a trasferire dallo paese di Moab, con la moglie e i suoi due figli. Si chiamava Elimelech, lo nome di sua moglie era Naomi, e i suoi due figli Malon e Chilion. Erano i fratelli di Betlemme di Giuda. Arrivati in già lo paese di Moab, si stabilerono già. Dopo un poco di tempo, Elimelech, marito di Naomi, morì e Ida arrestò sola con i suoi figli. Ida poi si maritarono con due femmine moabiti. Una si chiamava Orpa, l'altra Ruth. Stettero da qualche decennio. Col tempo morero magari i suoi figli, Malon e Chilion. E fu a così che Naomi arrestò senza figli e senza marito. Perciò se ne tornò di nuovo a Moab con i sonori per chi aveva di sorire che Geova si aveva interessato del suo popolo, non facendoci mancare lo pane. Insieme ai suoi onore, Naomi abbandonò lo paese un via cresciuto. Mentre si avevano messo un cammino verso lo paese di Giuda, ci disse agli sonori: «I divinni alla casa delle vostre mase. Geova visse avere misericordia di voi, come voi l'ha visto con i miei figli morti e con mia. Geova va visse a fare il rialo, vi facesse a trovare la pace tra le case con le vostre nuove mariti». Si le passò ed si misero a piangere a pianto rotto. A poi ci dissero: «No, veniamo con te, dalle tue gente». Ma Naomi ci rispondeva: «Tornate venne, figli miei, ma perché avessi a venire con me? Non è che posso avere altri figli per dare villa a maritare. Tornate venne, figli miei, e ti venne, perché ormai sogno vecchia per maritarmi un'altra volta. E magari che mi maritassi e stasse qui stanotte e dopo partorire i figli, aspettasse che crescessero. No, non vi maritassi solo per aspettarle. No, figli miei, sogno un pensiero per voi, che la mano di Giove è contro di mia». Si misero a piangere di nuovo a pianto rotto. Poi Orpa vasò la soggera e se ne tornò a rere. Ruth invece arrestò Ida. Allora Naomi ci disse: «O veri, tua cognata se ne tornava a rere do suo popolo, e ali soddei, vattene magari tu Ida». Ma Ruth ci rispondeva: «Non insistere di lasciarti e convincermi a grimmenni, perché ne vai tu, begno magari io, e ne passi a notte tu, magari io la passo con te. Lo tuo popolo sarà lo mio popolo, e lo tuo Dio sarà lo mio Dio. Ne vai a morire tu, vai a morire magari io, e già voglio essere vorrecata. Geova mi avesse a punire se mi spartisse con te. Sulla morte ne può scocchiare». Vedendo che Ruth consistenza voleva stare con Ida, Naomi non la vose contrariare, né più persuadirla a cambiare idea. E partero insieme. Arrivarono a Betlemme. Come le gente li vittero, in tutta la città si spargiva la voce e ci fu un ciciolio. E le femmine dicevano: «Ma è Naomi, è proprio Ida». Allora Naomi ci rispondeva: «Non mi chiamate più Naomi, ma chiamatemi Mara,
perché l'Onnipotente m'ha fatto fare una vita amara. Quando partì era ricca, ma Geova m'ha riducivo senza niente e che mano vacanti. Perché allora m'ha visto a chiamare Naomi? Quando Geova m'ha umiliato, è stato l'Onnipotente che m'ha fatto soffrire. E fu così che Naomi ritornava allo paese di Moab con Sonora, Ruth, a Moabita. Arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo.